La Knesset, il Parlamento israeliano, ha messo al bando le attività dell'UNRWA in Palestina. L'UNRWA è l'agenzia dell'ONU che si occupa di aiutare i rifugiati palestinesi. Soprattutto a Gaza, ma anche in Cisgiordania, questa decisione è molto grave, perché i palestinesi, soprattutto a Gaza, vivono quasi esclusivamente degli aiuti dell'UNRWA. I palestinesi non sono autonomi, perché innanzitutto gli israeliani impediscono ai palestinesi di commerciare con paesi esteri, perché essendo occupanti controllano i confini sul Mediterraneo e con l'Egitto, parlando della striscia di Gaza, e poi perché sono state distrutte tutte le infrastrutture all'interno del territorio della striscia di Gaza. Ricordiamolo che dal 2008 almeno che ci sono bombardamenti da parte dell'aviazione israeliana. Quindi senza aiuti dell'UNRWA veramente i palestinesi non potranno più sopravvivere. Questa agenzia si occupa non solo di fornire cibo ai palestinesi, ma fa studiare i bambini della striscia di Gaza, fornisce assistenza sanitaria. Insomma, è un aiuto fondamentale e mentre tutta la comunità, quasi tutta la comunità internazionale ha mostrato disprezzo per questa decisione, anche paesi storicamente filo-israeliani come la Germania, la Gran Bretagna, finanche gli Stati Uniti hanno detto di non condividere questa decisione del Parlamento israeliano. Il ministro Tajani invece ha detto che, pur dispiacendosi, condivide le ragioni che sono alla base di questa decisione. Inoltre la Knesset ha accusato l'UNRWA di essere un covo di terroristi, dicendo che praticamente avrebbe aiutato Hamas in varie operazioni, tra cui quella del 7 ottobre. Questa decisione di praticamente fare fuori l'UNRWA dalla Palestina è molto grave, ci deve spingere a due riflessioni principali. La prima: com'è possibile che Israele possa decidere se l'UNRWA entra o non entra su un territorio dove non ha giurisdizione? Perché i territori palestinesi occupati, giuridicamente, su questi territori giuridicamente Israele non ha potere. Come fa a imporsi su una comunità internazionale e a dire in questo territorio l'UNRWA non entra? Non ha il potere di farlo. Questo ci fa capire anche quanto effettivamente politicamente Israele sia forte. E poi la seconda riflessione ci deve spingere a riflettere la seconda riflessione deve essere: perché Israele sta facendo questo? Per mettere ancora di più i palestinesi, costringere ancora di più i palestinesi alla fame, più di quanto già non lo siano? Senza gli aiuti dell'UNRWA, che tra l'altro non può essere sostituita da un'altra agenzia che fa lo stesso lavoro, più fame di questa vuol dire che i palestinesi scompariranno. Probabilmente Israele sta facendo questo per andare poi a accaparrarsi i territori della striscia. Non lo sappiamo. Certo è che non è un passo verso la pace, perché facendo questo Israele distrugge ogni possibilità della pace dalla base. E tutto questo accade mentre i bombardamenti dell'aviazione israeliana sulla striscia di Gaza non finiscono. In un solo giorno sono stati uccisi 143 palestinesi, 109 soltanto a Beit Lahia nel nord della striscia, più di 50 sono bambini. E ricordiamolo ancora una volta, non è un conflitto, non ci sono due eserciti che si fronteggiano o un esercito contro dei guerriglieri, ma c'è una popolazione inerme, completamente disarmata, che deve subire questi bombardamenti che vanno a uccidere tanta gente innocente, e Israele fa questo e rimane impunito.